Dopo varie segnalazioni e un lungo monitoraggio, gli agenti del commissariato di polizia di Marghera hanno sgomberato un edificio abbandonato, da tempo in disuso, trasformatosi in un rifugio per senza fissa dimora, in via dell'elettricità. Una volta circondata l'area, i poliziotti hanno fatto irruzione all'interno, individuando 3 extracomunitari. Nel corso della perquisizione sono stati anche trovati circa 200 capi d'abbigliamento da donna, ancora etichettati e in confezioni integre, probabilmente pronti per essere rivenduti, per un valore totale che si aggirava intorno ai 1.600-2.000 euro. Uno dei 3, già noto alle forze dell'ordine e trovato senza documenti, è risultato gravato da numerosi precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, spaccio, reati contro la persona e omicidio. Nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento di espulsione dal territorio ed è stato accompagnato al centro di permanenza temporanea di Gradisca di Sonzo per il rimpatrio. Nello stabile gli abusivi bivaccavano, dormivano e consumavano droga.